Non vedo l'ora di uscire da questo maledetto carcere per poterti abbracciare e augurarti di persona un felice 2019. Peccato che il messaggio fosse arrivato alla persona sbagliata. A riceverlo un bellunese che non aveva nei suoi contatti quel numero telefonico. Così, insospettito, lo ha portato ai carabinieri. Immediate le indagini. La scheda SIM apparteneva ad una donna legata da un vincolo di parentela proprio con un detenuto del carcere bellunese. Il pubblico ministero ha così avviato un'attività di controllo e di perquisizione delle celle. Le indagini hanno accertato un notevole traffico telefonico in diversi momenti della giornata, anche in quegli orari in cui i detenuti sono costretti a rimanere nelle loro celle. Grazie a un sistema di triangolazioni sono stati trovati cellulari nascosti all'interno di muri, suppellettili, addirittura infilati nelle saponette. Il sistema era alquanto ingegnoso. Probabilmente, durante gli orari di visita, i parenti dei detenuti, approfittando dei controlli meno rigidi nei confronti dei minori, consegnavano ai detenuti il materiale elettronico. In totale sono stati sequestrati 8 cellulari di varie marche, 5 mini telefonini, 5 schede SIM, caricabatterie e auricolari. Ora sono in corso le indagini per risalire alle varie telefonate effettuate incrociando numeri e per valutare l'entità degli illeciti.